Ho chiesto di poter pronunciarsi molto chiaramente e duramente e soprattutto di far cessare questi atti di violenza che provengono da molte persone all'interno del suo partito, e se questa dichiarazione o questa presa di posizione non avviene, credo che non ci siano le condizioni per poter avere un confronto. Chiara e decisa. Basta attacchi, disponibile al confronto, ma se riportato su binari di civiltà. Rischia di saltare a Milano Marittima l'incontro dialogo tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge, previsto per sabato prossimo nell'ambito della festa della Lega Nord. Tutto questo a meno che il segretario Maroni non faccia un appello ai suoi militanti. Una sfida lanciata dal ministro durante la presentazione del piano nazionale antirazzismo all'indomani di una nuova serie di insulti e minacce arrivate via Facebook anche dal Veneto. A Verona la polizia ha denunciato un sessantenne che sul profilo le aveva ben fatto capire il suo personale comitato d'accoglienza, un arsenale. A Padova, fresca della recente condanna della militante del Carroccio poi sospesa Dolores Valandro, il consigliere provinciale leghista Andrea Draghi ha paragonato ancora una volta su Facebook il ministro al gorilla di una nota pubblicità. Draghi da poche ore è indagato per diffamazione dopo che la Digos ha presentato una relazione al PM Sergio Dini. Sul suo tavolo per istigazione all'odio razziale arriverà a giorni anche un esposto dell'avvocato di razzismo Stop, Aurora D'Agostino. Sul consigliere provinciale sono in corso verifiche anche da parte della Lega Nord. Adesso stiamo facendo delle verifiche sulla tempistica, perché se fosse stato messo questo post dopo tutti gli episodi che sono accaduti, è chiaro che denoterebbe poca intelligenza da parte del protagonista e quindi evidentemente poi si dovrebbero trarre le conseguenze. Va nelle parole del governatore Zaia che è sbottato in un insofferente adesso basta, con chiaro riferimento al susseguirsi di insulti che ha più volte ribadito niente hanno a che fare con il pensiero suo e dei veneti. L'incontro per il governatore sarebbe stato l'occasione per dire con forza la sua solidarietà e la sua presa di posizione anche nei confronti dell'assessore regionale Stival, costretto a scrivere una lettera di scuse al ministro dopo il post offeso Lorango scritto su Facebook.